Come chiediamo anche, avevo detto una cosa, che c'era puzza di mafia quando sono andato all'ARS e l'ho detto per due cose, l'acqua e i rifiuti. Sull'acqua guardate quello che è successo, e in tante parti della Sicilia arriva l'acqua 4 ore ogni paio di giorni, peggio ancora di quello di Messina. E sui rifiuti, che le discariche sono quasi, diciamo, immaginate, con inchieste in corso per mafia, o addirittura pensate quella di Mazara Sant'Andrea, che in questo momento è chiaramente sequestrata, come chiaramente è andato dentro anche il sindaco di Mazara. La città di Mazara è stata per mafia chiaramente commissariata, e al loro momento non ci sono gli impianti nella nostra terra, di tutta la Sicilia. Noi abbiamo cominciato a pensare che il porta a porta, come tutti gli altri posti, è il modo migliore per uscircene da questo guaio, a far diventare risorse i rifiuti. E finalmente il 7 ottobre si sono aperte le buste e speriamo che al più presto la città di Messina possa andare avanti su un altro percorso, che era l'ultima d'Italia anche in questo, proprio per chissà quale tipo di accordi. Il 3% di differenziato è l'ultima d'Italia, sul verde è l'ultima d'Italia. C'è qualcosa che non è andato per 50 anni di una mala politica. Oggi noi stiamo facendo un altro tipo di percorso.